Eccoci insieme cari telespettatori con lo speech CGIL del Veneto. Dobbiamo parlare anche quest'anno come ogni anno, ma ritorna, per fortuna che ritornano anche le stagioni positive, nel senso che parliamo di 14ª. Lo facciamo con Giuseppe Di Girolamo, ben ritornato qui con noi della segreteria speech CGIL del Veneto. Grazie. E dico per fortuna di qualcosa di positivo perché abbiamo affrontato tante tematiche che insomma tanto allettanti non erano. Questi qua sono soldi che dovrebbero entrare e bisogna però ricordare alcune cose in particolare, no? Quindi noi cogliamo questa opportunità per segnalarlo un po' a tutti e siamo supportati anche dalle slide. Certo. Allora, 14ª, sì adesso dalla regia mentre caricheranno le slide, che sì. quando dovrebbe esserci questa 14ª? Allora, diciamo intanto è una buona notizia dentro questo momento di crisi e quindi i pensionati beneficeranno di questa mensilità aggiuntiva, ecco, che insomma dà una boccata d'ossigeno, soprattutto sulle pensioni basse. Quanti sono circa i beneficiari? Allora, i beneficiari sono 265.000 nel Veneto. Nel complesso sono circa 5 milioni in Italia, però ecco, nel Veneto noi abbiamo calcolato, dati INPS in mano, che dovrebbero essere all'incirca 265.000 pensionati. Sono divisi su due fasce, perché abbiamo la 14ª, come dire, viene attribuita in base a dei criteri, tra cui anche quello dei limiti di reddito. Per cui abbiamo circa 165.000 pensionati che percepiranno una certa quota e gli altri restanti 100.000 un'altra quota. Ecco, quindi questo è un po' un dato che poi magari vedremo. Molte donne, tra l'altro, la maggior parte sono donne, se non erro. La maggior parte sono donne perché, come dire, rispecchiano un po' il dato delle pensioni più basse, perché sì, come dire, vanno in pensione con meno anni di contributo, con una contribuzione più bassa e quindi questo poi comporta tutto di conseguenza. Ecco. Allora, la 14ª ai tempi del coronavirus, questa avete messo come titolo esatto. Provocatorio, certo. a luglio, vero? Esatto, proprio perché è una boccata d'ossigeno indubbiamente, perché noi stiamo parlando di pensioni, come dire, molto, molto basse, quindi queste cifre, che pur non sono grandi cifre, perché è vero che sono nette, questo è il primo dato, a differenza di altre volte, che è un dato netto, che non va a incidere sul fisco e quindi è un aiuto che va al pensionato, ma noi da una nostra ricerca che abbiamo fatto abbiamo rilevato che, come dire, molti pensionati questi soldi li destineranno ai figli e ai nipoti. Ecco, questo è un altro dato importante da sottolineare, cioè che questa 14ª appunto servirà soprattutto per aiutare i figli e i nipoti. Ma se già percepiscono così poco, come si fa di necessità virtù, come dire, persone che sono abituate a vivere con poco poi, come dire, tarano i loro livelli di consumi, di qualità della vita su questo aspetto. Infatti sappiamo che uno dei problemi è proprio questo, pensionati che come dire, non si curano come dovrebbero, soprattutto su alcune questioni come le spese dentistiche, oculistiche o altri tipi di questo genere. Ecco. Però appunto la 14ª è stata data proprio, è stata instaurata nel 2007 dal governo Prodi, proprio in virtù di questo fatto, cioè quello di dare un minimo di potere d'acquisto in più alle persone anziane. Tra l'altro c'è da dire una cosa, e cioè che la 14ª è legata ai livelli di contribuzione. Quindi vuol dire che si tiene conto della mia vita lavorativa, degli anni di contributi che ho versato, ma poi avremo modo di vederlo. A noi interessa soprattutto un dato, insomma, se vediamo che è inversamente proporzionale, cioè la quota di limite di reddito più basso ha più donne in quella fascia, invece man mano che si alza il limite di reddito, come dire, si abbassa la quota di donne. Questo proprio per sottolineare l'aspetto che evidenziava lei prima, e cioè che
purtroppo le donne hanno le pensioni più basse. Qui stiamo parlando da 336 euro a 655, sì, a seconda degli anni di contributo e del reddito. Esatto, proprio questo. Come dire, noi abbiamo un livello che va dai 336 euro, può arrivare a un massimo di 655. E si incrociano i dati, cioè se io ho un livello di reddito basso ed ho un livello di contribuzione alto, allora avrò il massimo della 14ª, che è appunto di 655 euro. Se invece ho pochi anni di contribuzione, cioè ammettiamo che ho 15 anni di contribuzione, però ho un livello di reddito che è di 13.000 rotti euro, allora la mia 14ª sarà inferiore, sarà più bassa, cioè di 336 euro. Ecco, quindi si incrociano un po' questi dati. Ecco. Poi vediamo un po' anche l'altra slide di supporto. Secondo i dati dell'INPS elaborati dallo SPIP, che voi elaborate tra l'altro questi dati, certo, ricordiamolo sì. sempre, avete questa attività di ricerca, di indagine che è importante. Certo, noi cerchiamo sempre di monitorare la situazione perché questo poi ci permette anche di, come dire, di potenziare quella campagna dei diritti inespressi che noi facciamo. Quindi se noi ci rendiamo conto, ad esempio, nelle nostre ricerche, nel monitorare i dati, che ad esempio le donne, molte donne con la pensione non hanno fatto tutti la domanda dei contributi figurativi della maternità, ecco che allora noi facciamo una campagna per cercare di recuperare questo dato, oppure sugli assegni familiari piuttosto che su altre questioni. Ecco, quindi il monitorare, tenere monitorato i dati ci permette anche poi di puntualizzare meglio le nostre rivendicazioni. Certo, sono comunque circa 165.000, come dicevamo, gli anziani che ricevono pensioni inferiori a 1,5 volte il trattamento minimo, quindi al di sotto dei 673 euro lordi mensili. Ecco, io direi intanto una questione, cioè perché le domande sono 4 qua, ecco, per spiegare un po' alle persone che cos'è la 14ª, a chi spetta, quanto ammonta, che abbiamo visto poc'anzi, e cosa bisogna fare per riceverla. Diciamo che sono un po' queste le domande. Intanto la 14ª è una somma aggiuntiva, appunto, ed è stata creata per salvaguardare il potere d'acquisto dei pensionati. Non viene tassata. Intanto viene pagata il mese di luglio, quindi adesso. Il 1° luglio, mercoledì. Il 1° luglio perché noi siamo nella terza fase, quindi siamo usciti, diciamo, dalla fase emergenziale, per cui chi percepisce la pensione alle poste non avrà come i mesi scorsi lo scaglionamento e quindi un anticipo. Ad oggi, per quello che ci risulta, il pagamento anche alle poste dovrebbe avvenire al mercoledì 1° luglio e quindi non c'è un anticipo, quindi la 14ª sarà messo in pagamento col primo luglio. Non viene tassata e non è considerata ai redditi dei fini fiscali. Ecco, questo è un primo dato. Ecco, chiedo dalla regia se vanno in onda con la slide precedente, dove c'erano i 3 circolini che ci spiega la 14ª, quindi a chi spetta, perché poi magari uno si chiede, ma a chi... Eccola qua, perfetto. Ecco, quello chiarisce appunto a chi spetta. Intanto bisogna avere compiuti 64 anni di età. Questo è il primo dato, quindi chi è giovane... No, se uno li compie a novembre, dicembre? Prenderà i 12esimi e li prenderà a dicembre, quindi non a luglio ma a dicembre. Cioè io compio i 64 anni nel mese di agosto, quindi dovrò tener conto di agosto, settembre, prima del 15, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre, quindi prenderò 5 dodicesimi
della 14ª e la percepirò a dicembre. Okay. E mi sarà messa in pagamento a dicembre, certo. Quindi occhio al compleanno, questo è un altro dato da tenere. Sì, perché magari uno non ci pensa, l'anno del 64, no, bisogna stare molto attenti. Esatto, quindi stiamo parlando di persone che hanno compiuto 64 anni, quindi quelli che sono giovani, diciamo, devono aspettare per la 14ª. L'altro dato sono i limiti di reddito. E noi abbiamo due fasce, come avevamo detto, e quindi anche l'importo varia dai 336 euro ai 655 appunto a secondo dell'importo del limite di reddito. Ma bisogna fare l'ISEE? Beh, in questo caso no, perché l'INPS ha già i nostri dati. E dopo vedremo che è tra virgolette in automatico, perché appunto l'INPS ha già tutti i dati per poterla erogare. C'è un terzo vincolo che è quello dei contributi, cioè un criterio, non un vincolo, che sono i 15 anni. Ci sono queste tre fasce che danno appunto, che definiscono la quota che mi spetta e che quindi varia dai 15 anni, se io ho meno, fino ai 15 anni di contributi ho diritto ad una quota, tra i 15 e i 25 anni ho diritto ad un'altra quota e oltre i 25 anni mi viene retribuita un'altra quota. Quindi la quota aumenta in base agli anni di contributi che tra l'altro è divisa anche un'altra cosa, ognuno deve guardare se è stato lavoratore dipendente oppure un lavoratore autonomo, esatto. Perché allora a quegli anni che ho detto prima si vanno aggiunti altri 3 anni, quindi non sono più 15 ma diventano 18, non sono più 25 ma diventano 28 e quindi poi oltre i 28 anni. Quindi questi sono come dire gli anni di contribuzioni, l'importo della 14ª e i limiti di reddito. Quindi mettendo insieme questi 3 dati io so quanto sarà la mia 14ª. In questa slide possiamo vedere appunto redditi fino a 10.000. Esatto. Esatto. Quando noi parliamo appunto di un reddito fino ai 10.000 e 0,47 euro, stiamo parlando di 437 euro se ho fino ai 15 anni di contributi, oppure di 546 se sono nella fascia tra i 15 e i 25 anni, oppure dei 655 euro che è il massimo se sono oltre i 25 anni, ma sono appunto dentro ai 10.000 erotti euro. Cambia la cifra se il mio reddito aumenta fino ai 13.391 euro e quindi saranno la prima fascia 336, la seconda 420 e la terza 504. Ecco, quindi questa è... Come mai questa differenza? La 14ª nasce appunto nel 2007 come un unico reddito. Poi nel 2017 noi, grazie ad un accordo che abbiamo fatto, abbiamo esteso questa 14ª appunto a chi aveva il reddito fino ai 13.000 euro ed abbiamo allargato a loro, a questa platea, ed abbiamo incrementato invece la platea che aveva prima, cioè di quella dei 10.000 euro. Ecco, quindi questa operazione ci ha permesso di poter tutelare anche chi ha la pensione tra virgolette un po' più alta, perché stiamo sempre parlando di pensioni che stanno dentro alle 2 volte il trattamento minimo, ecco, quindi parliamo di pensioni intorno ai 1.000 euro, poco più, ecco, che non sono grandi pensioni, insomma, come abbiamo avuto modo di dire anche in altre occasioni, insomma. Queste persone automaticamente la ricevono, non è che bisogna fare delle domande? Allora, no, è una di quelle prestazioni che sono in automatico e quindi non a domanda, ma l'INPS ha a disposizione tutti gli elementi per metterla in pagamento. Purtroppo negli anni, per la nostra esperienza, abbiamo visto che non è così, o meglio, non è sempre così, ecco, è giusto dire le cose come stanno.
abbiamo riscontrato parecchie persone che pur avendo i requisiti per ricevere la prestazione non viene erogata. Quindi noi consigliamo a tutte le persone di controllare che tra luglio e agosto... Vediamo l'ultima slide a questo riguardo, così si vede anche il sito. Sì. Che tra luglio e agosto controllino che appunto se sono nelle condizioni che abbiamo detto, cioè l'età anagrafica, i limiti di reddito e gli anni di contributi, se rientrano dentro queste fasce, che controllino che abbiano ricevuto la 14ª. Altrimenti il nostro consiglio è, quando è a settembre, quindi non prima perché non serve, di venire presso i nostri uffici per un controllo della pensione e quindi noi controlleremo se quel diritto è maturato o meno. Tra l'altro noi abbiamo riaperto le sedi e quindi, ecco, a differenza di altri, noi abbiamo riaperto le sedi e quindi troveranno i nostri operatori che sono in grado di poter dare tutte le risposte che servono. Perfetto, siamo in chiusura, un'ultima battuta. Un'ultima battuta, attenzione, c'è una norma a cui bisogna stare attenti, perché prendiamo un pensionato che... Siamo in chiusura, velocissimo. Velocissimo, allora c'è una clausola di salvaguardia da guardare e l'ultima cosa appunto, noi diciamo, noi in altri momenti l'anno scorso avevamo chiesto un'estensione di questa 14ª, per cui adesso faremo tutte, come dire, le analisi del caso, le valutazioni e vedremo anche come portare avanti le rivendicazioni dei pensionati che ne hanno proprio bisogno. Assolutamente, quindi se c'è un pensionato che si trova in situazione di difficoltà che vi faccia... Noi invitiamo sempre tutti i pensionati a controllare la propria pensione, in ogni caso, che vengano presso i nostri uffici, che noi controlleremo la pensione in ogni caso. Vale sempre la pena controllare la pensione, in modo che se ci sono delle questioni da rivedere, noi ci mettiamo all'opera. Grazie mille. Grazie a voi, grazie ancora per l'invito. A voi, come sempre quando ci sono diverse questioni anche importanti da fare, il tempo vola, comunque ci saranno prossimi appuntamenti, ricordatevi comunque chiamate per sicurezza per fissare un appuntamento, così non dovete insomma trovarvi in situazioni di difficoltà. Grazie ancora, andiamo in pubblicità, poi continuiamo con le nostre interviste.